Dottore. Gennaio, buongiorno, ben ritrovati in diretta di Prima Edizione, i nostri telegiornali che vi accompagnano durante l'ora di pranzo. Saremo insieme fino alle 13:30 con tante notizie e servizi e poi ovviamente immancabili collegamenti con le nostre troupe sul territorio. Tanti temi, ripartiremo dell'incidente di Zoppola, il grave incidente ieri in Friuli Venezia Giulia dove ci sono state 3 vittime, una di queste era una volontaria in servizio da 25 anni per la Croce Rossa e un autista di un mezzo partito proprio da Oderzo, lavorava per una ditta di Oderzo che era il suo primo giorno di lavoro. E poi con noi nel corso di questa prima edizione ci sarà la nuova presidente, prima commissario, poi appunto presidente della Croce Rossa di Treviso. Parleremo di badanti, parleremo di commercio e turismo con Alberto Irone, segretario regionale del Filcams CGIL, e parleremo di aria pulita, lo faremo con Legambiente, con il comitato Lasciateci Respirare e ovviamente torneremo a parlare del tema del Panevin che sta tenendo banco. Ci sono diverse amministrazioni comunali con i bollettini ARPAV alla mano che devono ancora decidere se accendere o meno il falò della Befana. Ma partiamo dalla cronaca, partiamo da Casale sul Sile, dove ieri vi abbiamo raccontato la storia di una famiglia che è rimasta intossicata. Mamma, papà e un bimbo, pensate, di soli 6 mesi, da dello spray urticante che è stato spruzzato probabilmente per creare problemi al cane della famiglia. Allora ripercorriamo nel servizio di Christian Arboit e Nicola Marcato, il servizio, quello che è accaduto, e poi con Christian in diretta saremo proprio a Casale sul Sile. Ma intanto vi facciamo vedere il servizio. Io mi sono spaventata perché pensavo fosse una cosa mia personale, ho detto ma magari un po' di tosse, un po' così. Poi invece alla fine ho visto anche il mio compagno iniziare a tossire, mi pizzicava proprio tutta la gola fino ai polmoni, e è iniziato anche il mio bambino e lì ci siamo guardati e abbiamo detto qua c'è qualcosa che non va. A parlare è Elisa Nicolardi, mamma di Milo, un bambino di 6 mesi. Entrambi vittime assieme al compagno Giacomo di un individuo che con la mascherina al volto ha spruzzato per ben 2 volte lo spray al peperoncino nel giardino della loro abitazione a Casale sul Sile, per colpire Yuki, esemplare femmina di Akita di 7 anni, ancora molto spaventata. È impaurita e giustamente dopo questi episodi sta nell'angolino. L'aggressore, un uomo sui 60-70 anni, vestito con giubbotto e dei pantaloni scuri, è stato visto anche da una vicina di casa. Ha colpito una prima volta 3 settimane fa tra le 10:30 e le 11. E il cane è rientrato correndo in casa con gli occhi lacrimanti e per una mezz'ora buona non è riuscito a tenerli aperti. Infatti sono dovuta correre dalla veterinaria. Stesso orario domenica scorsa. Sentiamo il cane abbaiare in maniera molto forte e il mio compagno si affaccia dalla finestra per controllare e rivede questo signore con questa mascherina che si allontana velocemente. Aprendo la finestra io inizio a tossire, il mio compagno anche il nostro bambino di 6 mesi, e capiamo che questo signore aveva spruzzato lo spray. Elisa e Giacomo hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per denunciare e fermare questo comportamento irresponsabile e pericoloso e capire anche il motivo dei raid. I militari giunti sul posto hanno messo in contatto la famiglia con il pronto soccorso e il centro antiveleni per il bambino. Fortunatamente non è stato necessario il ricovero, ma la paura è stata tanta. Il bambino ha tossito e lacrimato a lungo. Elisa ha denunciato il fatto anche sui social, nella speranza che questa persona venga individuata al più presto. Fortunatamente c'è qualcuno che segnala, ma ci vorrebbe anche controllo sul territorio. Più controlli, più severi. La coppia ora vive momenti di apprensione. Certo, anche preoccupazione perché certo lo spray è fastidioso, però si può risolvere. Se magari fa qualcosa di più grave, ecco, tipo un boccone avvelenato, non si sa mai. Siamo preoccupati, certamente sì. Ed è per questo che lei ha fatto l'annuncio nei social? Sì, perché almeno se dovesse capitare a qualcun altro sappiamo ricondurre a questo individuo questa faccenda, insomma.
Allora, un incidente stradale questa notte, 34enne di Asolo, grave, in ospedale dopo essere finito fuori strada con la sua auto. L'incidente è avvenuto in via Asolana, siamo a Fonte. L'auto, dopo una serie di carambole, è finita ribaltata su un fianco nella piazzola di sosta della Corriera a lato della carreggiata. Il personale del SUEM 118 ha trasportato il 34enne in codice rosso. Fortunatamente, una volta in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Il 34enne non è dunque in pericolo di vita. Il veicolo ribaltato è stato messo in sicurezza dal personale dei Vigili del Fuoco e fortunatamente non risultano altri veicoli coinvolti. Con le immagini adesso andiamo in Friuli, Zoppola, dove appunto ieri nel primo pomeriggio c'è stato questo tremendo scontro, coinvolti un'ambulanza, un camion e un SUV, 7 i feriti, 3 purtroppo le persone decedute. L'impatto è stato così violento che il tiro è finito nella scarpata senza lasciare alcuno scampo al conducente Pier Antonio Petrocca, un 52enne di origini calabresi residente a Valvasone Arzene, al suo primo giorno di lavoro. Le altre 2 vittime erano su un'ambulanza della Croce Rossa di Magnago. Si tratta della volontaria che guidava il mezzo, Graziella Mander, e della paziente trasportata, una donna sottoposta a dialisi che era stata prelevata dall'ospedale di Padova in mattinata. È un bilancio tragico quello dell'incidente che nel primo pomeriggio ha sconvolto il Friuli lungo la strada tra Cimpello e Sequalsa sul territorio comunale di Zoppola. 7 in tutto le persone coinvolte, oltre ai 3 deceduti ci sono 2 feriti. Il più grave, anche lui volontario della Croce Rossa, si trova al Santa Maria della Misericordia di Udine. Il conducente del SUV fuori pericolo all'ospedale di Pordenone. Il dramma si è consumato verso le 14 quando a scontrarsi sono l'ambulanza della Croce Rossa di Magnago, il tir della ditta Trans Ghiaia partito da Oderzo dove c'è una delle sedi e un SUV BMW X5. La deflagrazione è potente con l'autoarticolato che prosegue la sua corsa verso la complanare sottostante e la sfiora di pochissimo. L'allarme scatta immediatamente con l'attivazione del protocollo di emergenza. Su questo tratto di strada regionale 177 intervengono i vigili del fuoco pordenonesi e gli operatori del SUEM. Ci sono l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo di soccorso, oltre a diverse ambulanze. Siamo sconvolti, afferma in una nota nel pomeriggio il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, che esprime tutta la sua vicinanza al comitato di Magnago e a tutti i volontari friulani. A causare la tragedia sarebbe stato un sorpasso azzardato. Lo stesso autista del tir avrebbe tentato di evitare l'impatto con una manovra disperata che lo ha portato a finire nella scarpata. La dinamica del sinistro con il relativo quadro delle responsabilità è nelle mani dei carabinieri. Allora, Casale sul Sile, questa famiglia evidentemente presa di mira, questa intossicazione con uno spray al peperoncino. Allora, per noi è pronto Christian Arboit con la collaborazione tecnica di Nicoletta Rizzetto. Eccoci Christian, ti vediamo, buongiorno. Buongiorno Anna, a te e a tutti i telespettatori di Antena 3 anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Mi trovo con i protagonisti di questa vicenda, li avete visti nel servizio. Yuki che oggi sta un po' meglio mi pare, e Elisa. Buongiorno Elisa, i fatti che vi abbiamo raccontato hanno fatto un certo clamore in queste ore. Con Yuki ed Elisa ci sono i vicini di casa di Elisa e c'è anche il sindaco che ci ha raggiunto con l'assessore all'ambiente, il sindaco Stefania Golisciani. Prima però appunto volevo fare 2 parole con Elisa. Voi siete stati presi di mira da questo soggetto, lo abbiamo raccontato, ora come state? Ora stiamo meglio, ieri siamo andati a fare denuncia ufficiale dai carabinieri per cui appunto è agli atti questo avvenimento. Adesso aspettiamo, per ora abbiamo avuto altre segnalazioni, hanno visto quest'uomo in un altro luogo qua a Casale, però per fortuna non ha ancora colpito per ora. Stiamo attenti e più di questo non possiamo fare.
Ecco. Assolutamente, più di così non potevate fare, anche perché appunto avete denunciato, ricordiamo, il primo episodio il 5 di dicembre, lì in quel caso il cane era rimasto ferito, l'avevate portato dal veterinario. Esatto, sì, siamo dovuti andare di corsa dal veterinario, io ero a casa da sola col bambino, il mio compagno era a lavoro e il cane ha grattato per entrare in casa e aveva gli occhi lacrimanti, si toccava con le zampette e per una mezz'ora buona non è riuscito ad aprire gli occhi, quindi ho chiamato la veterinaria, mi ha detto assolutamente di portarla e ci ha dato delle gocce di collirio e anche lei ha confermato spray urticante agli occhi. E poi il 31, quello che Nicola Marcato ha raccontato nel servizio, siete stati in qualche modo investiti da questa onda e anche voi avete avuto dei problemi di lacrimazione, compreso il bambino, e lì vi siete rivolti anche al pronto soccorso. Sì, ci siamo rivolti ai carabinieri che ci hanno indirizzato subito al pronto soccorso via telefono e che ci hanno anche detto di chiamare il centro antiveleni per il bambino e per fortuna abbiamo monitorato la situazione e non è risultato necessario l'intervento appunto al pronto soccorso o il ricovero in ospedale, però la paura è stata tanta perché comunque il bambino è piccolo e a noi passa in fretta, però al bambino insomma non sappiamo gli effetti e quello che può. Voi avete intravisto quest'uomo, pare di mezza età, con cappellino e mascherina, girarsi, e questo è l'identikit che inquieta anche i vicini di casa. È così, signor D'Angelo? Sì, come diceva la mia vicina, siamo un po' impauriti, nel senso che la zona è anche abbastanza buia e anch'io che ho un cane esco la sera, è facile avvicinarsi a un cancello, una rete con qualcosa in mano e spruzzare a un cane o qualcosa, perché fai fatica a individuare le persone. Ti ripeto, io esco tutte le sere e vedo che non è difficile, specialmente questa zona qui che non c'è molta illuminazione, ecco, avvicinarsi alla rete. E questo è il tema. Ci ha raggiunto anche un altro vicino di casa, insomma siete un po' preoccupati, state tenendo alte le antenne. Preoccupati sì, perché stiamo monitorando tutto quanto per il discorso, abbiamo paura insomma, ecco, anche per tutto insomma. Sindaco, come li rassicuriamo questi cittadini e voi come vi state muovendo? Se mi può un attimo, ecco, se possiamo avvicinarci a Nicoletta. Noi siamo in stretto contatto ovviamente con i carabinieri e sono molto contenta che la signora abbia denunciato, perché questa è la prima cosa da fare quando succedono queste cose. Molto spesso quando poi passa la paura le persone non denunciano e questo è un problema per le forze dell'ordine, perché abbiamo bisogno che siano attivate questi canali in modo che in maniera coordinata i carabinieri e anche la nostra polizia locale possano appunto scambiarsi le informazioni che sono necessarie. È una cosa particolarmente odiosa questa abitudine di qualcuno di intervenire contro i nostri amici a quattro zampe ed è particolarmente odiosa proprio qui a Casale, che ne abbiamo un numero molto elevato, ne abbiamo oltre 2000, abbiamo attivato le guardie dell'ambiente che sono appunto delle guardie che girano, fanno dei pattugliamenti, danno anche dei consigli, abbiamo un regolamento per il benessere degli animali, quindi lo sentiamo veramente come una cosa, come dicevo prima, veramente odiosa. In questo caso ancora più folle, perché chi l'ha fatto non si rende conto che poi ci possono essere conseguenze sugli animali, che già è reato, ma poi appunto anche su delle persone e addirittura in questo caso su un bambino di 6 mesi, quindi pura follia a mio parere. Ecco, quindi ricordiamolo, ripetiamolo, qui stiamo parlando di reati e magari se la persona ci sta seguendo, insomma, scandiamolo, reati. Sì, sono reati. Uno pensa magari di fare, non so, una butarda o magari di risolvere dei conflitti che ha magari col vicinato in maniera così veloce, ma in realtà sta commettendo un reato. Quando poi, come dicevo prima, noi abbiamo dei servizi attivi, le guardie dell'ambiente sono soggetti a cui gli stessi cittadini si possono rivolgere magari se hanno dei problemi di cani che abbaiano e vogliono parlare con i proprietari in modo da risolvere le questioni in maniera non conflittuale, perché danno dei consigli anche sulla gestione degli animali. Quindi siamo veramente basiti dall'accaduto. Vedo che annuisce il sindaco, alle parole del sindaco, l'assessore all'ambiente Mauro Finotto, e così insomma voi siete particolarmente sensibili a questo tema e immagino che anche lei consigli alla cittadinanza di segnalare. Sì, bisogna segnalare, perché e invito anche questa persona a non ripetere il gesto, perché può avere conseguenze particolari anche sulle persone. E stiamo parlando di un bambino di 6 mesi, quindi ha fatto bene la signora a rivolgersi all'ospedale e ha dovuto andare anche al centro antiveleni. E invito le persone di Casale a segnalare
il soggetto. Sicuramente è una persona del luogo, quindi non sfuggirà all'occhio delle persone attenti. Diciamo che in un modo o nell'altro arriverete al soggetto. Grazie Assessore Finotto, grazie Sindaco Golisciani, grazie chiaramente ai residenti qui di via Monte Cervino e grazie Elisa per averci messo la faccia ovviamente. E cosa ti auguri a questo punto? No, intanto grazie a voi per aver diffuso la notizia e mi auguro che non succeda più, ma non solo a me, ma in generale proprio a tutti quanti, proprio perché poverini i cani comunque abbaiano, ma è il loro lavoro e quello devono fare. Tra l'altro ecco, diciamo che Yuki è buonissimo, quindi insomma lo potete vedere. Allora con l'immagine di Yuki e con tutti, a partire dal sindaco Stefania Golisciani, con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica, Anna ti restituisco la linea da Casale sul Sile. Grazie Cristian, grazie, una sorta di appello di fatto, anche se per caso questa persona ci stesse seguendo. Sono diversi i casi che abbiamo raccontato in questi anni, lo spray urticante viene purtroppo molto spesso utilizzato. Ora invece con la cronaca dal Trevigiano, quindi Casale sul Sile, ci spostiamo nel Padovano, Alta Padovana, siamo a Piombino Dese con dei vandali che hanno devastato i locali della stazione la notte di Capodanno. Allora per noi c'è la nostra Chiara Gaiani, che vedo già collegata in diretta. Eccoci Chiara, buongiorno. Anna, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo proprio nell'esterno della stazione di Piombino Dese con il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason. Che cosa è accaduto la notte di Capodanno? Un gruppo di una decina di adolescenti ha deciso di festeggiare qui, purtroppo però creando dei gravissimi danni. Adesso ve li facciamo vedere e il sindaco ci racconta che cosa è accaduto. Entriamo proprio nella zona più devastata, che sono i bagni, con il sindaco. Allora praticamente sono venuti a festeggiare il Capodanno qui sotto a questo portico, questo spazio coperto ben illuminato, e poi si sono lasciati un po' prendere la mano e sono entrati, presumo, con petardi, li hanno infilati in tutti i water che vedete, li hanno fatti esplodere, e nonché hanno aperto le porte degli sgabuzzini di tutti i bagni, le ha sfondate, le hanno tolte addirittura degli infissi dalle pareti con molta violenza. C'è stata una devastazione completa, non si è salvata una sola porta, un solo infisso, un solo sanitario di quelli che vedete adesso inquadrati nelle immagini. Ecco, i danni più gravi proprio ai sanitari sono stati proprio spezzati, vedete, insomma ci sono cocci dappertutto, bisogna stare attenti anche dove camminiamo. Sì, tra l'altro sono sanitari sospesi, cambiati, sostituiti proprio ad aprile di quest'anno, perché erano stati fonte di un'altra devastazione uguale, e tutti a muro. In questo caso stavolta hanno danneggiato addirittura gli attacchi a muro, per cui l'intervento di sostituzione prevederà anche un abbattimento parziale del muro, un ripristino di supporti a muro che sicuramente avrà dei costi ingenti. Ecco, se il collega Andrea Benetti ci aiuta, vi facciamo vedere anche che cosa è accaduto a tutti i vetri, alle porte. Davvero una cosa che fa male vedere che cosa sono riusciti a fare degli adolescenti. Ecco, poi qui alla mia destra, questa è la porta dello sgabuzzino, dove c'è anche il quadro elettrico. È stata sfondata, è stata proprio sfondata, è stata tolta, l'infisso è stato tolto dalla parete. Poi sono stati portati all'esterno i secchi, che adesso abbiamo rimesso dentro, è stato buttato all'aria un po' tutto, e ne sono testimonianza le immagini delle telecamere che per fortuna avevamo installato a maggio di quest'anno sopra le porte d'ingresso dei bagni. Allora, usciamo da qui per farvi vedere come la festa di fatto, insomma, o è iniziata oppure è proseguita all'esterno. Vedete, c'è una grande macchia di polvere pirica sul pavimento dell'esterno della stazione, tra l'altro insomma c'è anche un'ordinanza, hanno sparato dei botti qui sicuramente, sindaco. Sì, questo è stato uno dei punti in cui hanno sparato i botti, ma finché non sono stati fatti dei danni praticamente è comprensibile. Noi qui quasi settimanalmente vengono puliti i bagni perché sono sempre perfetti, provvediamo a pulire la pulizia, insomma questo è il minimo che possiamo fare. È sempre molto accogliente questa stazione perché è anche nuova e moderna. Il problema è che veramente poi non si sono limitati a sporcare, ma a massacrare tutto
quello che hanno trovato. Ecco, che cosa è accaduto però? Lei ci raccontava di un danneggiamento avvenuto in primavera, dopodiché voi avete installato le immagini le telecamere di videosorveglianza, quindi è stato registrato tutto. Il sindaco ha i volti di chi ha fatto tutto questo? Erano 2 gruppi, abbiamo i volti, abbiamo tutto, anche addirittura le targhe degli scooter con cui sono arrivati, hanno parcheggiato. L'appello che ho lanciato sui social, su Facebook, è un appello in via del tutto bonaria per evitare conseguenze ben più serie, nel senso che una semplice denuncia sarebbe scattata sicuramente ai carabinieri e quindi l'avvio al Tribunale dei minori di tutte le conseguenze. Questo lo voglio assolutamente evitare. Qui si tratta solamente, come vedo dal mio punto di vista, c'è una fattura da pagare e questa fattura va pagata da chi ha combinato, da chi c'era qui presente quella sera. Ecco, voi avete quantificato i danni, sindaco, è una cifra davvero importante. Temo di sì, hanno parlato di quasi 20.000 euro, perché adesso voi avete inquadrato questi bagni, ma dietro all'operatore ci sono ancora altri locali con le finestre sfondate, assassate, per cui i danni sono ingenti. Ecco, ha parlato di un appello lanciato via social, lei ha detto vi abbiamo visti fare quello che avete fatto, presentatevi in comune. Qualcuno ha risposto a questo appello? Sì, qualcuno è già arrivato, ha già risposto. Il mio appello l'ho fatto come padre, ho un figlio di 16 anni anch'io, e sono stato giovane anch'io, tutti abbiamo esagerato qualche volta, però così, questo è un reato quello che è stato commesso e non voglio sporcare la fedina penale a questi ragazzi. Ripeto, per me è solo una questione di vanno puniti ovviamente i genitori, è una punizione pecuniaria, c'è una fattura da saldare, qualcuno la deve pagare e non i cittadini di Piombino sicuramente. Anche perché, ricordiamolo, è un atto molto grave il danneggiamento di beni pubblici, la denuncia, appunto lo diceva lei, è una denuncia penale, i beni di tutti sono beni di tutti, intanto insomma è stato danneggiato sicuramente il nostro anche senso civico di appartenenza, queste sono cose di tutti. Sì, tra l'altro abbiamo il piacere di avere questi servizi che sono eccellenti, questi bagni sono sempre bellissimi, funzionali, vengono usati da un sacco di persone, qui centinaia e centinaia di persone ogni giorno prendono il treno da e per Venezia o Bassano, ogni mezz'ora c'è un treno, ci teniamo a tenerli puliti, da qui ogni anno parte la marcia della pace con tutti gli istituti scolastici, una serie di iniziative, sono cose di tutti, a tutti può servire un bagno nell'emergenza. I ragazzi devono imparare alcune regole fondamentali ed è meglio insegnargliele da giovani senza aspettare un po' troppo. Un'ultima domanda. Quanto tempo hanno le persone per presentarsi? Se no, i carabinieri ovviamente sono già stati informati di quanto è accaduto, ma stanno collaborando in questa azione di dissuasione, insomma, e anche forse un'azione, vogliamo dire, di insegnamento nei confronti di queste persone. Quanto tempo hanno questi ragazzi e le loro famiglie per presentarsi? Allora, i carabinieri stanno indagando, abbiamo già le liste, abbiamo già tutto praticamente, i carabinieri hanno operato da subito con estrema urgenza. Io non gli darei molto più tempo a questi genitori, entro fine settimana penso di doverli sentire, anche perché so quali sono i genitori che sono sui social, che hanno visto questo post che ho pubblicato. E so che devono solamente fare una domanda ai propri figli, devono avere il coraggio di chiederle ai propri figli cosa hanno fatto alle 7 di mezzanotte. Non aspetto molto, non c'è motivo. Porte del municipio sono aperte? Sempre, porte del municipio o anche dei carabinieri, comunque in via Bonaria, siamo d'accordo con i carabinieri, in via Bonaria non siamo qui per reprimere ma per aiutare e far comprendere le regole della buona vita, il senso civico. E le regole del buon vivere civile, appunto, come dicevo. Quindi allora io ringrazio davvero il sindaco Cesare Mason anche per questa testimonianza. Vi assicuro che vedere quello che è stato fatto qui a me anche da mamma fa molto male. Spero davvero che si presentino tutti questi ragazzi con le loro famiglie. Allora ringrazio ancora il sindaco di Piombino Dese Cesare Mason e ringrazio il collega Andrea Benetti per la collaborazione tecnica. Anna da Piombino Dese ti restituisco la linea. Grazie Chiara. Immagini che hanno colpito evidentemente anche noi.
noi. Bene un appello di questo tipo, anche questa apertura da parte di un primo cittadino, proprio perché, come avete sentito, è la seconda volta che accade questo nello stesso luogo. Noi restiamo in qualche modo nel Padovano, ma dall'Alta Padovana ci spostiamo nella Bassa Padovana. Vi presento gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio. Gianni Bresolina del comitato Lasciateci Respirare di Vescovana. Buongiorno Gianni. Buongiorno a voi e grazie. E poi siamo con Pierluigi Gallo, presidente del comitato Lasciateci Respirare a Monselice. Buongiorno a tutti. Allora, vi faremo vedere delle immagini. Sabato c'è stata una marcia in qualche modo pacifica. Tanti cittadini, non solo del comune di Vescovana ma anche di altri comuni, insieme a degli imprenditori agricoli che hanno portato i loro trattori, hanno marciato fino al sito in cui in questo momento si trova un vecchio essiccatoio, ma dovrà sorgere un impianto a biometano, un impianto da 6 megawatt, quindi insomma un impianto molto grande, finanziato per il 40% da fondi del PNRR. Questa marcia, per la prima volta i cittadini sono scesi in piazza dopo diverse serate, Gianni, di discussione, è ovviamente per dire di no. Perché no? Allora, perché no? Innanzitutto, grazie di questo spazio, perché ci permette anche di spaziare un attimino di più e andare al di là di quello che è il contesto di Vescovana. I perché dei no sono veramente tanti e sono legati ovviamente alla salute pubblica sostanzialmente. Quello che si sta cercando di fare a Vescovana è di creare un vero e proprio polo energetico, diciamo così, e quindi non si tratta di dare uno spazio alternativo a un agricoltore che magari deve smaltire dei reflui o cose di questo tipo. Qua si sta cercando di diffondere nella pianura padana, soprattutto nelle terre di confine, come ho sempre detto io, di diffondere un modello di sviluppo che è ben diverso, e proprio su questo magari vale la pena spendere 5 minuti di ragionamenti. Se fosse solo un problema di Vescovana, direi che forse non mi troverei nemmeno qui, nel senso che sì, problemi locali, piccoli problemi locali, non è così. Questa cosa sta invadendo veramente tutto il Polesine, perché c'è un impianto, voglio dire, in previsione a Ceregnano, ce n'è un altro a Canaro di cui stanno parlando in questo momento, diciamo a livello regionale, c'è a Cavarzere che è stato bloccato solamente perché è previsto in una zona alluvionale di livello 2, quindi impossibile da fare una cosa del genere. Ma in generale leggevo proprio questa mattina che la Comunità Europea vuole 35 miliardi di metri cubi anno entro il 2030, sostenendo che questo modello di sviluppo è sostenibile, sicuro e competitivo. Tre termini che veramente non hanno nulla a che fare con gli impianti di biometano di cui stiamo parlando. Scandagliamoli, perché non è sostenibile? Allora, non è sostenibile perché per dar da mangiare, diciamo così, la cosiddetta dieta, per dar da mangiare a questi biodigestori, anche solo per l'impianto di Vescovana, stiamo parlando di utilizzare un territorio che vanno dai 5 agli 8 km quadrati. 5-8 km quadrati di semina di barbabietola in questo caso, assurdamente, poi tra l'altro, visto che ci sono solo, ci sono 2 altri grandi impianti di produzione in Italia di zucchero e non sembra che ci sia questa richiesta. Dopodiché non è sostenibile per l'appunto perché tu utilizzi terreno che togli quindi alla produzione di cereali piuttosto che altri alimenti per la popolazione per dare da mangiare a questi biodigestori e fare energia. L'Italia, ricordo che importa più del 50%, circa il 50% degli alimenti intesi come cereali, mais e quant'altro, per cui che assurdità è quello di utilizzare il mais, il nostro mais, diciamo così, per andarlo a importare da altri luoghi. Evidentemente la questione di fondo è solo una. Ed è anche chiara e non c'è una questione di moralità dietro o altro. Allora, la Comunità Europea ha deciso di effettuare una svolta, una cosiddetta svolta verde, il New Green Deal. La Comunità Europea ha deciso, come dire, che questo tipo di produzione, secondo loro, appunto, è sostenibile e via di seguito, poi entriamo nel merito. E quindi cosa fa nello specifico? Altera il mercato, nel senso che
L'alterazione del mercato con i soggetti privati è inevitabile. Se io voglio raggiungere un obiettivo, devo ovviamente finanziare quell'obiettivo e quindi do soldi affinché si realizzino queste opere. Quindi si diceva, con il piano di ripresa e resilienza vengono sovvenzionati per il 40% semplicemente, come dire, la costruzione di questi impianti che hanno una durata in vita di 15-20 anni. Dopodiché però tutto il metano che viene prodotto, e poi parliamo delle conseguenze di questa produzione, viene altrettanto finanziato, pagato in modo costante, sicuro, vita natural durante, attraverso i certificati verdi che noi abbiamo, cioè che vengono in qualche modo poi presi a tutta la popolazione, presi nel senso che li paghiamo nelle nostre bollette. Quindi cosa succede? Succede che l'investimento diventa conveniente, come dicevo, ed è esattamente quello che si vuole, rendere conveniente al fine di avere uno scopo. Però allora dobbiamo chiederci se veramente questo è fondamentalmente sostenibile, se è sicuro e se è competitivo. Quindi a quale prezzo? Che prezzo pagano gli abitanti della Bassa? Al di là dei miasmi inevitabili che creeranno sicuramente dei disagi alla popolazione, al di là delle polveri sottili, come sostiene il professor Gianni Tamino, che per un impianto di Canaro, cito quello proprio perché è stata fatta una valutazione da parte sua, che creerà ad esempio dalle 10 alle 12 tonnellate all'anno di polveri nell'aria, e stiamo parlando di un impianto che è un terzo in termini potenziale rispetto a quello che era previsto per Vescovana. Al di là di tutto questo c'è una questione di fondo. È vero sì che bruciare metano, come diceva il mio amico Aurora, voglio dire, bruciare metano fa meno CO2, ma per produrlo questo metano fa CO2. Su 1500 metri cubi ora che sono previsti nell'impianto di Vescovana, un terzo minimo, quindi 500 metri cubi ora, sono di CO2 che viene liberata in aria. Ce la spiega allora questa cosa, Pierluigi, visto che è stato chiamato in causa? Quindi producendolo comunque viene liberata una quantità molto elevata. Assolutamente sì, nel senso che per produrre biogas e il biometano è poi una ulteriore raffinazione, lo chiamano un arricchimento, no? Un upgrading del gas di produzione dalla biodigestione. Questo rilascia qualcosa come, e questi sono i calcoli, insomma più o meno 600 metri cubi ora, quindi stiamo parlando di una quantità importante di CO2 in ambiente. È vero, ne produco meno al lato della combustione del metano, però è anche vero che ne scarico in ambiente 600 metri cubi ogni ora proprio per produrlo, proprio per generare Quindi il dov'è metano. Questo Green Deal? Cioè c'è un obiettivo, è no? una bellissima domanda e continuiamo a porcela anche noi, non per questo, altrimenti non ci saremmo mobilitanti in questo senso. Allora voi tra l'altro come comitati avete coinvolto diversi sindaci della Bassa, sindaci che erano presenti da Badia Polesine a Granze, poi insomma c'era anche Vescovana. il consigliere provinciale Vescovana, ovviamente c'era il consigliere provinciale anche Alessandro Bisatto. La politica che cosa può fare? La politica regionale allora? La politica regionale innanzitutto può avere un occhio di riguardo a quelle che sono le condizioni di contorno del dove questi impianti vengono appunto indicati per la realizzazione. Spesso ci accusano, no, di essere il comitato dei no, o quelli che difendono il concetto NIMBY, not in my backyard, quindi non nel mio giardino, basta che lo fai a casa di un altro e per me va bene lo stesso. Non siamo il comitato del no in questo senso, io come presidente mi piacerebbe essere presidente del comitato del sì, purché le cose fossero fatte con criterio. Ci sono sicuramente dei criteri, spesso ne parliamo anche tra di noi, che potrebbero renderlo ovviamente sostenibile, ma Gianni lo spiegava prima, la sostenibilità qua è un concetto abbastanza ampio che va discusso su vari aspetti. Ci sono però degli impianti che potrebbero essere, non dico sostenibili, ma ragionevoli in alcune condizioni. Ma quindi voi accettereste un progetto diverso su quel sito al posto di quell'essiccatoio, ad esempio? No? Perché nello specifico, l'abbiamo anche fatto vedere nelle immagini, c'è un sito che è stato preso di mira perché c'è un essiccatoio che è fermo da diversi
diversi anni. Sarebbe accettabile un progetto diverso secondo voi o non è comunque il luogo adatto? Dal punto di vista tecnico ci sono varie altre implicazioni, il sito stesso in primis che probabilmente oltre all'amianto ma anche proprio per la destinazione d'uso e tutta una serie di altre peculiarità proprio di quel sito che probabilmente non lo renderebbero, come dire, il miglior posto dove fare questo tipo di impianto. Tra l'altro qui c'è un tema, Gianni, voglio dire, di territori, come dire, più o meno colpiti, no? Perché quando siamo stati noi con le nostre telecamere abbiamo raccolto anche, come dire, il disagio e l'amarezza da parte dei cittadini che dicevano la bassa padovana è presa di mira, perché oltre a questo stiamo subendo anche tanti altri progetti, abbiamo subito altri progetti sul nostro territorio, che comunque è un territorio agricolo. Sì. Allora, innanzitutto vorrei tornare però prima a quello che si è detto. Se siamo disposti ad accettare impianti di questo tipo lì, allora c'è una questione di fondo. Se io, e poi magari entro nella domanda che mi ha fatto, allora, questi impianti qua dal punto di vista energetico sono praticamente insostenibili. Adesso spiego meglio la questione. Se io brucio legna, consumo 1 di energia e ne produco 7. Quindi di conseguenza, come dire, anche dal punto di vista economico ho un guadagno. Sì, al di là del fatto di creare combustione, di creare, come dire, e quindi inquinamento, però ho questo vantaggio dal punto di vista energetico. Qui stiamo parlando di impianti che semplicemente per le persone che pensano che siano da attuarsi, dicono che hanno un rapporto da 1 a 2, cioè consumo 1 e ne guadagno 2, ma molto più probabilmente ne consumo 1 e ne guadagno 1,5 al massimo. Dov'è sta la differenza? La differenza sta anche sul fatto che questi devono essere impianti di filiera corta, ovvero se io ho nelle vicinanze da smaltire liquami e ho anche, voglio dire, nelle vicinanze delle componenti organiche da far fermentare, allora hanno senso, altrimenti perdono proprio di sensatezza dal punto di vista economico. Quindi siamo disposti, sì, siamo disposti, ma lì nel nostro territorio non c'è tutto questo. Certo. E questo è uno dei problemi seri. Qual è il motivo per cui vengono in queste terre di frontiera, come dico io? Perché il terreno costa poco, perché ovviamente la gente è poco organizzata, perché siamo sparsi nel territorio e tutto questo permette l'impianto di questo tipo di Allora Gianni, la blocco strutture. Perché dobbiamo andare in pubblicità, pochi secondi, poi ci colleghiamo con la nostra Ilaria Marchiori del Veneziano e poi torniamo qui a parlare di territorio, di aria pulita, di produzione di energia, di questo Green Deal che in qualche modo viene sbandierato, ma poi se andiamo un po' a fondo forse non sempre non sono davvero politiche verdi. Allora pubblicità e poi con la nostra Ilaria Marchiori, tra poco. Prima edizione dei telegiornali di Antena 3, eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Allora, come già annunciato, siamo nel Veneziano con la nostra Ilaria Marchiori per parlare di commercio, perché i saldi partono davvero tra pochissimi giorni. Facciamo il punto con la nostra Ilaria e con il suo ospite. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui con Michele Lacchini, il vice direttore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, proprio per parlare dell'avvio dei saldi stagionali che inizierà tra 2 giorni, ovvero venerdì 5 gennaio. Cerchiamo di capire insieme alla vice direttore, benvenuto, grazie di essere qui insieme a noi, quali sono i numeri e soprattutto la spesa che i consumatori si potrebbero trovare ad affrontare con questi saldi, o meglio quanto potrebbero spendere. Beh, diciamo innanzitutto che questa è un'occasione particolarmente attesa, sia dal punto di vista dei consumatori che, complice il calo del loro potere d'acquisto, non stanno aspettando con ansia la possibilità di fare dei risparmi, ma anche dal punto di vista dei commercianti che, causa il clima particolarmente mite di questi ultimi mesi, hanno praticamente quasi la metà delle scorte delle collezioni autunnali ed invernali invendute. Sarà quindi un'ottima occasione per fare acquisti, ma non me la sento di dare un budget dei consumatori.
Purtroppo le diseguaglianze si sono accentuate, c'è una forbice sempre più ampia tra le famiglie che possono spendere e quelle che possono spendere di meno. Fare una media sarebbe abbastanza inaffidabile. Inoltre c'è un atteggiamento dei consumatori particolarmente cauto e razionale. Verificheranno le occasioni che vengono proposte e sceglieranno all'ultimo minuto che cosa è più conveniente da acquistare. Tenete conto comunque che oltre il 40% dei consumatori ha già espresso l'intenzione di acquistare durante i saldi e c'è comunque una parte dei consumatori che ha già individuato qual è l'oggetto che intendono acquistare e sta soltanto aspettando il primo weekend per poterlo comprare a prezzi scontati. Ecco, quell'oggetto però dovrà essere effettivamente scontato e conveniente, altrimenti il consumatore si dimostrerà molto più oculato rispetto al passato. Certamente, intanto le occasioni di poter verificare nei centri città ci sono, c'è la possibilità, in effetti questi saldi di fine stagione vedranno in qualche maniera anche il rilancio dei centri città rispetto all'online, perché è proprio la possibilità di vedere direttamente più occasioni, più possibilità d'acquisto dello stesso articolo che renderanno più facile per il consumatore comportarsi in modo oculato. Naturalmente va richiamata l'attenzione su quelle che sono le regole delle vendite di fine stagione, quindi la correttezza dei cartellini dei prezzi sugli articoli e il fatto che ovviamente il prezzo scontato deve essere quello inferiore al prezzo normale di vendita. Ecco, dunque avete sentito, i consumatori saranno decisamente più oculati, decideranno se varrà davvero la pena acquistare l'articolo che a questo punto hanno visto già prima. Ci eravamo visti anche con lei prima di Natale, si era parlato dei vantaggi del Black Friday e poi ovviamente si era già parlato di saldi e quindi le spese di Natale erano decisamente più contenute e quindi non ci resta che vedere come andranno questi saldi. Io ringrazio Michele Lachin. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Ilaria Marchiori. Doveroso fare il punto anche su i saldi appunto di fine stagione. Vogliamo ricordare anche che i commercianti avevano chiesto di posticipare la data di inizio dei saldi, invece anche quest'anno insomma inizia davvero a ridosso del Natale. Ma torniamo in studio, torniamo a parlare della Bassa Padovana per fare un ragionamento un po' più ampio legato al Green Deal che in qualche modo attraverso delle politiche europee, dei finanziamenti che arrivano dall'Europa, impone al territorio degli impianti, dei cambiamenti che forse non sempre sono così green. Ma allora che cosa è veramente green? Che cosa dovrebbe essere veramente green, Gianni? Allora, è chiaro, sempre citando Gianni Tamino, e quindi voglio dire un professore che in questo senso si è speso e ha competenze per poterlo dire, che tutto ciò che viene bruciato nella sostanza della questione non è come dire, green fondamentalmente. Non stiamo parlando di economia circolare, ma stiamo parlando di economia lineare. Quindi la natura in sostanza ricicla, non brucia fondamentalmente, e qui è proprio la mistificazione di dire utilizzo sostanza organica, quindi bio, per poi dire che va bene. In realtà non è così, è veramente una mistificazione questa cosa. E poi un altro tema, se vogliamo tornare all'impianto di Vescovana, è progetti che sono in pista e che quindi sono all'interno dei finanziamenti potenziali che arriveranno dal piano di ripresa e resilienza, e il potere che cosa possono fare non solo le amministrazioni ma proprio la Regione del Veneto. Per quanto riguarda l'impianto di biogas di Vescovana c'è un mese di tempo, quindi è un impianto che volendo, da qui insomma anche la vostra marcia pacifica, volendo si può fermare. Come vi muoverete? Che cosa potrà succedere? Quali sono gli scenari? Allora, parto un passo leggermente più indietro, nel senso che in questa situazione come realtà di Vescovana c'è, io la chiamo una fortuna, perché molto spesso il nostro comitato si è scontrato con le amministrazioni molto spesso a cose già fatte, quindi a iter amministrativi già conclusi, procedimenti già operativi, e quindi molto spesso ci siamo scontrati proprio con l'amministrazione pubblica. In questa situazione abbiamo
da una parte un vantaggio, nel senso che il processo amministrativo è appena iniziato, la procedura amministrativa è appena iniziata, se vogliamo così, quindi non ci sono ancora autorizzazioni vere e proprie sul tavolo. Dall'altra parte un'altra piccola fortuna che stiamo riscontrando appunto come comitato in questo movimento, in questi giorni, è che c'è molta sensibilità da parte del territorio, non solo del territorio come popolazione, ma anche da parte del territorio dal punto di vista amministrativo. Quindi sicuramente l'amministrazione di Vescovana con il sindaco in primis, ma poi anche molti sindaci dei comuni contermini, e questo è significativo del fatto che appunto si sta cercando di creare consapevolezza, e anche i sindaci sono comunque stanno sostenendo non solo anche il mondo agricolo, anche il mondo agricolo certo, si diceva, certo. Ma stanno sostenendo non solo non lo facciamo a Vescovana, ma prima di farlo anche da altre parti vorremmo essere, come dire, informati e vorremmo essere tutelati. La questione del mese di tempo in verità sarebbe scaduta, quindi non l'avremmo questo mese di tempo, perché il termine sarebbe scaduto con fine anno, il 30 di dicembre. In verità questo mese di tempo è anche frutto da una parte della pressione ovviamente generata dalla costituzione del comitato e quindi dalla mobilitazione di cittadini, ma sicuramente molto presente per il fatto che l'amministrazione locale sensibile da questo punto di vista ha generato ulteriore pressione nei confronti della politica regionale, ottenendo appunto un'attenzione che probabilmente fino a metà dicembre non era stata poi così attenta, non era stata poi così importante. Una volta discussi alcuni aspetti di questo progetto, presentate alcune obiezioni e presentate alcune rimostranze, sembra che appunto, non sembra, è proprio così, ma da parte della parte tecnica regionale appunto che stava valutando questo progetto, e il 30 era il termine conclusivo entro il quale si sarebbero potuti presentare i rilievi al progetto, la parte tecnica regionale appunto ha allungato questo termine, portandolo a adesso intorno al 20 di gennaio, quindi abbiamo altri 20 giorni, un mese, non per la decisione, ma per poter presentare ulteriori note, ulteriori rilievi proprio nei confronti di questo progetto. Come vi muoverete? Cosa presenterete? Beh, la presentazione, voglio dire, di questi rilievi ovviamente spetta al comune, cioè l'amministrazione che è sicuramente uno degli interlocutori presenti al tavolo della conferenza dei servizi. Come comitato purtroppo non è che possiamo fare molto se non aiutare l'amministrazione comunale nello sviscerare eventualmente questi aspetti legati al progetto, ad esempio la gestione delle acque e tutta un'altra serie di cose. Questo è sicuramente quello che potremo fare. Dopodiché eventualmente come comitato possiamo solo ricorrere al TAR assieme al comune, quando anche esso per parola del nostro sindaco ha intenzione di portare avanti la lotta anche in questo senso fino fine mai, diciamo così. Ecco. E una cosa invece molto importante dal mio punto di vista che mi sto facendo come comitato, ma ci credo veramente, è quello di continuare ad andare comune per comune. Siamo già stati nel comune di Granze, ospitato dal sindaco Damiano, che ringrazio ancora, ma andremo anche brevemente, voglio dire qui a breve, andremo anche a Boara Pisani e continueremo ad andare in tutti i comuni limitrofi, quantomeno cominciamo con quelli limitrofi a noi, perché io considero questa cosa qua veramente sbagliata e spero che la politica in qualche modo ripensi ai propri passi, anche se è una decisione europea, quello di interessare tutte le amministrazioni e tutta la popolazione perché capiscano qual è veramente la truffa, lasciatemi dire, che ci sta sotto a questa, la mistificazione che ci sta sotto a questa cosa. E quindi incontreremo la cittadinanza e spiegheremo loro una cosa del genere. Perché? Grazie. Perché come, dico questo e poi mi taccio, perché come avviene quando c'è un attacco di cybersicurezza, diciamo, una persona deve, cioè il sito che viene in qualche modo attaccato, deve trovare una soluzione per sé,
trovata la soluzione la deve diffondere a tutti gli altri e anche gli altri devono sapere che possono essere attaccati. Ecco, questo è quello che noi faremo come comitato sicuramente. Allora, una domanda telegrafica prima di lasciarci, vi faremo vedere tra poco il servizio dedicato al Panevin di Arcade. Sapete che tiene banco insomma il tema del Panevin sì, Panevin no, a seconda insomma delle sostanze, proprio perché in questo caso si brucia la legna che si libereranno dell'aria. Come comitato lasciateci respirare, Panevin sì, Panevin no. Anche qua Velocissimi. È una questione sempre complicata, certo, perché la tradizione da una parte e l'inquinamento dall'altra. Allora, diciamo che il Panevin secondo me non è il problema fondamentale, nel senso che una cosa fatta con criterio e una volta ogni tanto credo che non sia quello che ucciderà il nostro mondo. Credo che le cose da tenere sotto controllo siano quelle sistematiche e quelle che hanno interessi ben più grandi di una tradizione locale o un impatto cose diverso piccole, sul territorio. Grazie Gianni Bresolin, il comitato Lasciateci Respirare di Vescovana, grazie anche a Pierluigi Gallo per essere stato con noi, comitato Lasciateci Respirare di Monselice. E noi vi facciamo intanto vedere il servizio proprio dedicato al Panevin di Arcade, anche qui grande tradizione della marca trevigiana, Panevin che quest'anno si farà. Il discorso dell'inquinamento è un po' più a monte, anche ci sono tante cose da risolvere a monte. Prima qui si brucia legna, alla fine non è che sia una cosa naturale. I primi rami accatastati già il 26 dicembre, oggi 2 gennaio, al terzo giorno di lavoro dei volontari alpini, la Pira, la Befana di Arcade, ha raggiunto i 9,5 metri di altezza. Sulla sommità alcune piante di bambù. È da settembre che ci lavorano. Per ottenere l'autorizzazione sono stati prodotti 2,5 kg di carte. Nonostante la burocrazia abbia reso tutto più complesso, Arcade al suo Panevin non rinuncia. Noi facciamo il consiglio, diciamo ok, facciamo il Panevin, poi passiamo per l'assemblea dei soci, i quali dicono sì o no, o lo avvallano oppure non lo avvallano. E poi si mette in moto tutta la macchina burocratica, come dicevo da settembre, per arrivare a gennaio. 120 persone a garantire la sicurezza, 250 volontari coinvolti per 4 ore a difesa del falò più importante della marca e con la tradizione più longeva portano i dati. Le polveri sottili registrate nell'aria nei 2 anni di sospensione causa Covid non si sono abbassate. Prima del Panevin andrebbero processati, spiegano, tutti gli spettacoli pirotecnici delle sagre del Veneto. Sappiamo che l'inquinamento non è legato soltanto a questa giornata dell'Epifania, ma bensì a storia e a motivazioni ben diverse. Magari qualcuno vuole strumentalizzare il Panevin per altre cose, ma a noi non ci interessa. Questo ci aiuta per tutto l'anno a mantenere il gruppo, nel senso nelle attività che fa, anche nella beneficenza. Tra i progetti che il Panevin servirà a finanziare quello per la nuova sede del gruppo di Arcade. Insomma, non una festa fino a se stessa, il Panevin raccoglie fondi e rinnova la tradizione cristiana di una comunità. Ai trevigiani abbiamo chiesto cosa ne pensano di questo tema. Sapete che ad esempio il Comune di Treviso si è riservato la decisione se fare o meno il Panevin per il 5 di gennaio con i bollettini ARPA alla mano. Andiamo a sentire che cosa ci hanno risposto i trevigiani. Sì. Manteniamo le tradizioni? Secondo me sì. Panevin sì, perché sono tradizionalista e sono trevisana proprio, pertanto il Panevin se mi manca tutto. E se non si potrà fare per l'inquinamento dell'aria? Oddio, un pochetto piccolino, ma che fosse. A me piace, mi piace tantissimo, però si inquina, meglio di no. Io sarei per il Panevin, però coi tempi che corrono dobbiamo passarci un po' sopra. Passare sopra le tradizioni per l'ambiente, insomma. Purtroppo non devo fare anche queste considerazioni. Ormai questo mondo è mezzo rovinato, speriamo di salvarlo. Panevin sì. E se non si potesse farlo per i limiti di sforamento? Beh, allora no. Manteniamo la tradizione però. Oddio, sarebbe una bella cosa, però dobbiamo salvaguardare anche l'ambiente. Allora
Allora, siamo ritornati in studio, avete sentito prima la nostra collega dal Veneziano, Ilaria Marchiori, che ha fatto il punto sui saldi. Si parte il 5 di gennaio in Veneto, la Val d'Aosta è partita oggi invece, ma sapete che insomma i giorni sono scaglionati tra le varie regioni del Veneto. Sono tante le aspettative, sono andati comunque molto bene gli acquisti di Natale per quest'anno, però c'è il mondo del commercio che in qualche modo ha voluto portare all'attenzione dell'opinione pubblica la propria situazione, con un contratto che è fermo ormai da diversi anni, e sono davvero tanti i lavoratori che operano nel mondo del commercio. Il 22 di dicembre lo sciopero generale indetto dalla CGIL per i settori del commercio e i settori del turismo. Qui con noi c'è Alberto Irone. Grazie Alberto per essere con noi, segretario della Filcams CGIL. Buongiorno. Buongiorno. Torniamo per un attimo al 22 di dicembre. Che adesione c'è stata e quali sono le motivazioni che hanno portato i lavoratori in piazza in un periodo come quello del Natale, in cui insomma si lavora tanto, tutti attendono di entrare in un negozio a fare degli acquisti, ma c'è bisogno anche di raccontare chi lavora all'interno di questi negozi, che situazione sta vivendo. Sì, l'adesione è stata massiccia in tutto il Veneto, anche a Treviso ovviamente, e le motivazioni sono presto dette. La Filcams, insieme alle organizzazioni di categoria di CISL e UIL, ha proclamato lo sciopero nazionale del settore del terziario del turismo perché i contratti collettivi nazionali sono scaduti da tempo. Per il contratto del terziario si parla, insomma, è evidente questo fatto perché il contratto nazionale è scaduto da ormai 48 mesi, quindi sostanzialmente 4 anni, e i contratti del turismo per i quali abbiamo scioperato da più di 2 anni. Quindi è una situazione molto grave dal nostro punto di vista, in cui le associazioni datoriali chiedono in cambio di aumenti salariali e per rinnovare il contratto collettivo nazionale di peggiorare sensibilmente la parte normativa e di cancellare alcuni diritti che noi come organizzazioni sindacali crediamo che siano acquisiti, e quindi per queste motivazioni abbiamo proclamato lo sciopero proprio il 22 dicembre. È stata una scelta che reputiamo coraggiosa. Che è un esempio di questi diritti che in qualche modo sono sotto... Per esempio ci viene chiesto al tavolo della trattativa a livello nazionale di rinunciare all'incidenza della 13ª e 14ª mensilità, degli scatti d'anzianità sulla 13ª e 14ª mensilità, quindi di fatto si tratterebbe di una riduzione della 13ª e della 14ª che non siamo in nessun modo disponibili ad accettare. Quindi fondamentalmente abbiamo deciso di proclamare questo sciopero per questo motivo. E poi c'è un'evidenza che in quanto rappresentanti del settore noi viviamo tutti i giorni, cioè i salari sono bassi, l'inflazione ovviamente c'è stata e ormai ha raggiunto cifre di aumento a doppie cifre rispetto all'anno scorso, e necessariamente questi lavoratori aspettano una risposta sul piano salariale. E quindi crediamo assolutamente che sia stato necessario proclamare questo sciopero, uno sciopero unitario che è riuscito, con tante aziende che hanno avuto ovviamente i contraccolpi che ci aspettavamo, e adesso siamo disponibili, come lo eravamo anche prima, a tornare al tavolo della trattativa, ovviamente con auspici diversi, quindi provando a rinnovare il contratto collettivo nazionale. Che poi per questi settori sono davvero diversi mesi, per non parlare di anni, che come giornalisti noi raccontiamo la mancanza di personale, cioè sono settori per i quali che offrono lavori che non sono più considerati competitivi, perché provate a guardarvi attorno passeggiando quanti cartelli con scritto cercasi personale si trovano, no? E poi però accade che ai salari e alle buste paga non venga data la giusta attenzione. Com'è possibile? Perché accade questo? Ma noi pensiamo che il settore sia poco attrattivo proprio per le condizioni salariali e per le condizioni di lavoro, quindi un lavoro che è fortemente centrato sui festivi, che molto spesso è poco gratificante dal punto di vista degli orari, che molto spesso ha orari in supplementare o in straordinario che sono molto, molto importanti. Quindi la situazione è un po' quella del cane che si morde la coda, quindi bassi salari, condizioni di lavoro che non sono assolutamente all'altezza rispetto alle necessità e alla percezione dei lavoratori del settore, che dopo la pandemia è molto cambiata, e una situazione in cui ovviamente la conseguenza è quella per cui c'è una difficoltà evidente a reperire il personale e in qualche modo a disporlo al lavoro in questi settori. In che misura, per la percezione che avete voi, questi bassi salari vengono compensati con soldi fuori busta?
il famoso nero? È un fenomeno che succede soprattutto nelle aziende del piccolo commercio diffuso, ma è una compensazione che ovviamente non è più all'altezza dei tempi che viviamo, perché la perdita dal punto di vista previdenziale e dal punto di vista dei diritti è evidente, quindi è una disposizione che non sono più disponibili nemmeno ad accettare i lavoratori. Anche perché possiamo dire che dopo il Covid c'è più consapevolezza anche da parte dei lavoratori dei loro diritti. Sì, ci sono anche aspettative molto diverse rispetto alla percezione che si aveva prima della pandemia. Attualmente c'è una forte richiesta di ovviamente aumenti salariali, perché la questione salariale nel Paese è all'ordine del giorno e in tantissimi lavoratori del settore faticano ad arrivare a fine mese, ma oltre a questo ci sono domande ed esigenze nuove, per esempio interventi sugli orari di lavoro, verso la riduzione dell'orario di lavoro, interventi per in qualche modo compensare il lavoro festivo e il lavoro domenicale, interventi per conciliare la vita e il lavoro, e noi ovviamente cerchiamo attraverso la contrattazione e attraverso i contratti nazionali di trovare risposte a queste nuove esigenze. Allora, a proposito di lavori più o meno competitivi, vorrei aprire una pagina dedicata al lavoro di assistenza che fanno le badanti sul nostro territorio. Sappiamo che in questo periodo festivo, soprattutto appunto per le badanti che hanno un contratto regolare e insomma spero, mi auguro, ma magari lei Alberto lo potrà confermare o meno, essendo in regola anche loro hanno diritto alle festività e quindi a poter ad esempio tornare a casa per le festività natalizie. C'è stata copertura, ci sono stati anziani soli in questo periodo invernale a causa della mancanza di badanti? Ma un po' in realtà il fenomeno è quello a cui assistiamo ogni anno, cioè c'è una tendenza del personale che è occupato in questo settore a rientrare presso il proprio paese d'origine per le festività natalizie. È anche il periodo dove di più il personale assistito di solito sta all'interno dei nuclei familiari, quindi in qualche modo suppliscono le famiglie a questa situazione in cui il personale che svolge attività di colf o badante fa ritorno presso il proprio paese o presso il proprio paese di provenienza, proprio perché molto spesso si tratta di personale che in qualche modo viene dall'estero, e questa è una situazione che è all'ordine del giorno. Ecco, sicuramente anche il settore dell'assistenza domiciliare nel corso degli ultimi anni è profondamente cambiato. Da un lato c'è una richiesta maggiore di personale specializzato che molto spesso non si riesce a reperire, e su questo noi crediamo che ci sia assoluto bisogno di uno sforzo anche istituzionale e da parte delle associazioni di categoria per in qualche modo arrivare a politiche formative che siano all'altezza delle necessità e delle richieste che esprimono le famiglie. Dall'altra c'è assoluta necessità di recepire maggiore personale, perché la tendenza è quella ad una maggiore richiesta su tutto il territorio, quindi fondamentalmente saranno sfide che nei prossimi anni bisognerà capire come combinare in termini di domanda e offerta di lavoro. Avete qualche numero del comparto? Anche perché poi la popolazione sta invecchiando sempre di più, la tendenza è quella di invecchiare in casa propria e quindi la richiesta di badanti è sempre maggiore sul territorio. Sì, nel settore sono circa 6.000 le badanti occupate in provincia di Treviso, alcune di queste a tempo parziale, alcune di queste a tempo pieno, alcune di queste convivono con i nuclei familiari o con il personale che assistono, altre invece svolgono attività prevalentemente diurna. È un settore che è in cambiamento, perché le richieste, come dicevo prima, sono sempre più specializzate, c'è un'attesa, una richiesta in qualche modo sempre più forte. E con tutte ovviamente le difficoltà che ci sono. Si fanno fatica a trovare sostituti. Si fanno fatica a trovare sostituti, c'è una difficoltà che è emersa quest'anno in ordine al rinnovo del contratto collettivo nazionale del settore, che noi abbiamo sostenuto e che in qualche modo abbiamo promosso, perché è uno dei pochi contratti collettivi nazionali sui quali interviene per decreto per stabilire i minimi salariali il governo, quindi c'è sostanzialmente un sistema per cui il salario è dettato da alcuni paletti legislativi. E una situazione in cui ovviamente anche a causa dell'inflazione il settore rischia di andare in difficoltà, perché molte famiglie sono poco disponibili a coprire costi che
un po' per l'aumento del costo del personale, un po' per l'aumento di tutto il costo della vita, fanno fatica a sostenere. Ecco, proprio per questi motivi noi crediamo che sia fondamentale generalmente un aumento dei salari generale per tutti i lavoratori, in maniera tale che poi ovviamente in qualche modo l'aumento salariale riesca a compensare anche le difficoltà a sostenere il costo della vita. Quindi come prima è un cane che si morde la coda, serve insistere su aumenti salariali per tutta la popolazione in maniera tale poi da trovarci nella situazione e non trovarci nella situazione in cui si decide di tenere e comprimere alcune tipologie di salari per evitare che poi ci siano dei costi dei servizi a carico delle famiglie esorbitanti. Ecco, quello dell'assistenza, quello della cura alla persona è davvero un settore delicato. Noi davvero stiamo parlando di quanto personale manchi, perché anche qui insomma è un lavoro che comporta tantissimi sacrifici ed è anche un lavoro che rischia di avere un sommerso molto, molto elevato. Parliamo di badanti. Sì, ed è un lavoro sul quale serve necessariamente una formazione specifica a cui molto spesso negli ultimi anni si è sempre più sensibili, formazione per l'assistenza degli allettati, formazione per l'assistenza del personale durante il giorno e che molto spesso le agenzie o chi in qualche modo lavora di per sé stesso, quindi in proprio, e offre la propria prestazione lavorativa, molto spesso non ha a disposizione. Quindi è fondamentale che su questo settore ci sia la capacità di costruire una regia pubblica che dovrebbero avere le aziende sanitarie, le ULSS territoriali o insomma, gli operatori del settore attorno alla sanità pubblica, in maniera tale da costruire un sistema ibrido in cui assistenza domiciliare privata e sanità pubblica possono andare di pari passo. Allora ci fermiamo, pochi secondi di pubblicità, poi ancora qui in diretta su Antenna 3 con Alberto Irone. Eccoci, prima edizione Antenna 3 Nord-Est con Alberto Irone, Filcams CGIL. Direi un'ultima battuta, Alberto, su questo 2024. Quali sono le sfide che vi attendono come Filcams nei confronti dei lavoratori e del mondo del lavoro? Ma noi auspichiamo in questo 2024 di arrivare al rinnovo dei contratti collettivi nazionali più rilevanti per il nostro settore, quindi dopo lo sciopero speriamo di rinnovare in tempi rapidi il contratto nazionale del terziario, o meglio i contratti nazionali del terziario, contratti nazionali che attualmente inquadrano più di 3 milioni di lavoratori in tutta Italia, quindi dopo il contratto dei metalmeccanici è il contratto nazionale diciamo più importante in termini numerici, e oltre a quello del settore del commercio anche i contratti nazionali che sono scaduti da tempo e che aspettano rinnovo. Il turismo, per esempio, il Veneto è la prima regione turistica d'Italia, quindi impatta in maniera particolare sul nostro territorio, il contratto nazionale degli studi professionali e tutti i contratti che attualmente sono in scadenza. Quindi speriamo con lo sciopero di aver aperto una riflessione, messo anche sotto i riflettori un pezzo di paese che molto spesso è un po' povero in termini di rappresentanza, di visibilità pubblica. Si tratta per lo più del personale che durante la pandemia abbiamo in qualche modo etichettato come eroi, come il personale che è diventato essenziale per decreto nel marzo del 2020, quindi lavoratori e lavoratrici che in qualche modo abbiamo imparato a conoscere, che abbiamo anche ringraziato in quei mesi e che adesso giustamente aspettano il rinnovo del proprio contratto collettivo nazionale di lavoro, che per noi è assolutamente importantissimo e oltre a mettere sotto i riflettori questa situazione speriamo che se ne parli nel Paese, che se ne parli come in tutte le grandi vertenze che in qualche modo accompagnano tutti i lavoratori del settore e che in qualche modo sta a noi poter rappresentare al meglio. Grazie Alberto Irone, segretario della Filcams CGIL. Noi adesso andiamo a Vicenza per la cronaca, ci sono due notizie importanti. La prima ci parla di una rissa che è avvenuta all'interno di un centro commerciale, guardate. Stava pranzando con un'amica all'interno di un fast food di un centro commerciale di Vicenza, quando è stata colpita in pieno volto da un vassoio lanciato in aria da alcuni avventori di un altro tavolo, nell'ambito di una rissa scoppiata per futili motivi. La lite tra i giovani di un tavolo vicino, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine intervenute, era scoppiata improvvisamente per un berretto conteso di cui uno cercava di impossessarsi mentre l'altro si opponeva.
Di lì ne è nato un parapiglia che ha coinvolto anche altri giovani, con un vassoio lanciato in aria che poi ha colpito la ragazza seduta nelle vicinanze, che non ha riportato lesioni tali da richiedere l'intervento dei sanitari, ma solo qualche graffio. I responsabili della lite si sono poi allontanati, ma gli agenti delle volanti della questura sono riusciti a rintracciarli visionando le immagini di videosorveglianza. I due di 18 e 19 anni sono stati identificati e denunciati per il reato di rissa e lesioni personali, in concorso con altri 2 ragazzi al momento ancora da identificare. Tenta di nascondersi ad un controllo, ma poi consegna lo stupefacente ai poliziotti. È stato denunciato un 26enne straniero. Restiamo nel Vicentino. Insospettiti da 2 uomini in via Pasi che tentavano di nascondersi, gli agenti della polizia hanno deciso di fermarli per un controllo. Entrambi si sono mostrati collaborativi, al punto che uno dei 2 di 26 anni ha tirato fuori dalla tasca un involucro in celofan trasparente contenente cannabis, consegnandolo agli agenti. L'uomo ha raccontato di averla avuta in regalo poco prima da una persona in un luogo di Vicenza che non avrebbe più saputo indicare in quanto da poco in città. È stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti e segnalato all'ufficio territoriale del governo. Eccoci, ben ritrovati. Allora adesso do il benvenuto e la ringrazio davvero per la sua disponibilità. Simona Cardarelli alla guida della Croce Rossa di Treviso, da commissario a presidente. Simona, buongiorno, grazie per... Buongiorno a voi. Grazie per il suo tempo, Simona, perché so essere un tempo molto prezioso. Con lei, Simona, vorrei partire però da una notizia prima di parlare della Croce Rossa di Treviso, perché ieri purtroppo abbiamo dato la notizia dell'incidente di Zoppola, dove una vostra volontaria, Graziella Mander, volontaria da 20 anni, ha perso la vita. Adesso con la regia manderemo in onda anche la fotografia. Vorrei chiederle di esprimere così un pensiero per quanto accaduto, che immagino vi abbia coinvolto profondamente come Croce Rossa. Certamente, diciamo che i pensieri possono essere quelli che tutti immaginano, sono quelli del cordoglio, quello di unirsi a questa grande famiglia di Croce Rossa Italiana. I volontari sono sempre comunque esposti a quelle che sono le dinamiche purtroppo quotidiane della vita. Sicuramente Graziella era una volontaria, come avete detto, da 20 anni, ma non cambia se è da un giorno o da 20 anni. Noi ci stringiamo con affetto e tutti i volontari le augurano un buon viaggio e la ringraziamo per tutto quello che ci ha regalato in questi 20 anni. Abbiamo anche trovato un audio dove c'è Graziella che in qualche modo dialoga, un podcast dove parla della formazione. Ecco, voi volontari, come appunto lei ha ben detto, siete in strada, siete sempre esposti, non è il primo incidente tra l'altro in cui un volontario rimane vittima dell'ultimo periodo. Ecco, voi siete consapevoli che quando andate in strada, anche per le velocità con cui viaggiano le vostre ambulanze, siete come dire, a rischio? Fate dei corsi in particolare? Sì, assolutamente sì. Croce Rossa ha comunque una grossa attenzione per quello che riguarda la formazione. Il rischio c'è sempre, c'è comunque, va sempre considerato. La formazione è una, e ti ringrazio di avermi fatto questa domanda, perché Croce Rossa ha una formazione molto trasversale su tutti i tipi di servizi che vengono fatti, non soltanto quelli alla guida, non soltanto le patenti interne CRI che hanno una formazione accreditata. La trasversalità di Croce Rossa permette proprio di ogni tipo di servizio, come si suol dire, ogni spillo che si muove, il volontario deve essere formato a poter eseguire quel tipo di servizio. Quindi un po' come l'università, comincia con le scuole elementari, quindi con un corso base, le scuole medie, quindi con un primo livello, e man mano fino ad arrivare all'università con i formatori, gli istruttori e i formatori per quelle che sono i singoli obiettivi e le singole specialità. Per quello che riguarda le patenti, è chiaro che eroghiamo formazione anche in questo senso. È chiaro che una patente in emergenza ha dei rischi, così come ha dei rischi qualunque automobilista, anche se non è in emergenza. L'attenzione è ovviamente sempre la prima cosa, ma il rischio comunque esiste anche, non solo in ambulanza, ma esiste anche in tutti gli altri servizi. Insomma, Simona, come avete appreso?
Simona, mi perdoni, come avete appreso del decesso di Graziella? Come siete stati coinvolti anche voi come Croce Rossa? Come Croce Rossa, ovviamente le notizie Croce Rossa è una, e quindi anche se siamo dislocati su tutto il territorio con piccoli grandi comitati, Croce Rossa è una ed è una grande famiglia, quindi nel momento in cui c'è un evento così drammatico è chiaro che anche il vertice del comitato nazionale a cascata su tutti i comitati locali, su tutti i comitati territoriali e regionali diffonde la notizia. Tra l'altro sono, possiamo dire, i nostri vicini di casa, visto che comunque Pordenone, quindi anche con il presidente con cui ci siamo sentiti e soprattutto tra i volontari, perché i volontari sono un po' una grande famiglia, non perché si è in territori diversi che non, i volontari sono tutti collegati tra di loro. Purtroppo non è una piacevole notizia, sicuramente non l'abbiamo appresa in maniera, anche perché voglio dire è stato un bruttissimo incidente, si spera sempre che non accada mai più. Tra l'altro voi, insomma, di incidenti, in primis voglio chiederle un'ultima cosa su Graziella. La Croce Rossa farà qualcosa per ricordarla? Avete immaginato di fare qualcosa magari insieme ai vostri colleghi? Allora, sicuramente i volontari si stringono sempre a questi eventi. È chiaro che l'organizzazione è comunque del presidente di riferimento del comitato, noi saremo pronti a dare una mano lì dove serve. Tra l'altro, proprio per questi eventi traumatici, Croce Rossa ha tra i tanti obiettivi e le tante attività che svolge anche l'attività di supporto psicologico, i nostri operatori SEP, i nostri psicologi, quindi anche dal nazionale, essendo una regione limitrofa, sono stati allertati quelli che potevano essere gli eventuali supporti e interventi da parte dei nostri operatori. Qualunque tipo di attività o evento volessero organizzare, troveranno sempre tutti i volontari a disposizione per poter collaborare e dare una mano, anche perché come posso aiutare resta sempre la frase più bella che l'essere umano possa pronunciare, in questo caso ancora di più. Senta, il vostro lavoro, Simona, è stato fondamentale in questo periodo di feste, soprattutto per il trasporto dei pazienti. Abbiamo visto che quell'ambulanza stava portando un paziente a fare la dialisi. Ecco, grande lavoro in queste festività in cui i pronto soccorsi sono stati intasati. Voi avete, oltre a questo, fatto molto. Ce lo può raccontare? Allora, per quello che riguarda, appunto, siamo tutti abituati a vedere Croce Rossa ad associarla appunto all'evento ambulanza o all'evento comunque soccorso sanitario. Ci tengo a precisare che è tanto altro, ma nello specifico abbiamo una convenzione con la ASL, quindi pertanto siamo in supporto a quelle che sono le attività del 118, quindi del SUEM, e ovviamente come tutte, diciamo, i periodi di festa o comunque come tutti i periodi in cui c'è un'intensificazione di persone che si muovono, è chiaro che anche il nostro supporto non poteva sicuramente mancare, e quindi sono stati intensificati, oltre ai turni che i volontari già di routine fanno durante la settimana, sono state aggiunte delle ambulanze, dei mezzi di supporto e degli equipaggi di supporto proprio nelle sere del 24, della giornata del 24 di dicembre e del 31 di dicembre, proprio a supporto di quello che è il servizio pubblico. E sì, sono stati parecchi ragazzi, anzi colgo l'occasione per dirgli grazie a tutti questi volontari, perché hanno sacrificato anche le loro feste credendo ancora nel nostro emblema e hanno veramente corso tanto, purtroppo, ma hanno corso tanto. Quindi c'è stato tanto lavoro e per diventare volontari della Croce Rossa, voi immagino siete sempre alla ricerca di volontari. Lei prima parlava di grande famiglia. C'è bisogno oggi, proprio perché appunto i servizi in cui siete impegnati sono sempre di più. Vi abbiamo visti quando ci siamo sentiti io e lei, Simona, stavate facendo servizio per i funerali della povera Vanessa Ballan. Voi eravate lì. Sì, allora rispondo prima, ecco, alla domanda della formazione. Sì, noi abbiamo bisogno sempre di volontari, siamo un ODV, siamo un'associazione, siamo un ONG, quindi noi ci approvvigioniamo, se così possiamo dire, perché non siamo un SPA, con quelle che sono le nostre quote. È chiaro che i volontari sono sempre e resteranno sempre volontari, anche i nostri 7 principi della federazione che ci identificano come associazione, quindi il volontariato prima di tutto.
Però è chiaro che anche per poter muovere i mezzi abbiamo bisogno di sostentare, per poter offrire i servizi che offriamo abbiamo bisogno anche di poterci mantenere, quindi la formazione dei corsi, dei cosiddetti corsi di accesso per i volontari sono fondamentali per noi. Come si diventa volontario? Volontario come si diventa? Nel momento in cui viene attivato un corso dal nostro portale nazionale, che è un portale cosiddetto Gaia, quindi che è collegato a Croce Rossa Italiana, a CRI.it, vengono erogati appunto i corsi base, i cosiddetti corsi base, corsi di accesso per volontari su tutte le sedi sia del comitato, ma questo per tutti i comitati presenti sul territorio. Possono tranquillamente accedendo a Gaia registrarsi, quindi il primo corso che viene erogato possono tranquillamente iscriversi al corso. Il corso base è un corso di accesso, è un corso che dà un'infarinatura di tutto quello che è Croce Rossa, perché Croce Rossa, come dicevo prima, è sempre vista solo come sanitario. Croce Rossa ha una serie di attività che credo, che nonostante oggi qualunque tipo di televisione, qualunque tipo di canale noi accendiamo, noi guardiamo ora di pranzo, ora di cena, Croce Rossa è presente, Croce Rossa Italiana è presente sempre su una serie, da Lampedusa ai conflitti armati e all'assistenza umanitaria, quindi non solo l'assistenza ai viveri, l'assistenza che abbiamo fatto anche durante il periodo Covid, anche per i tamponi, per le logistiche, la parte dei posti medici avanzati per quello che riguarda anche le gare sportive, quindi le assistenze sono veramente tante. Nel corso di accesso appunto i volontari, gli aspiranti volontari vengono messi hanno un po' l'infarinatura di tutto, poi una volta terminato il corso base, che si è volontari a tutti gli effetti, cominciano le varie specialità per chi vuole fare un sociale piuttosto che un settore emergenza, piuttosto che appunto il sanitario in supporto, piuttosto che anche tutta la parte della distribuzione dei viveri alle persone non abbienti, diciamo con un molto minimo. Senta Simona, vorrei approfittare della sua presenza per far vedere le immagini del taglio del nastro della nuova sede della Croce Rossa di Treviso. Allora, questa è stata una sfida vinta, no, per voi ed è stato, come dire, il regalo del 2023. Eccola qua, vi stiamo vedendo. Con che spirito adesso vi affacciate al 2024? Allora, lo spirito è sempre quello delle nostre mission di Croce Rossa, quindi non cambiano i nostri parametri, anzi speriamo sempre di poter fare di più. Io ti ringrazio per avermi ricordato questo momento che ancora mi emoziona. Sì, ci siamo regalati l'apertura di una nuova sede che era un po' di tempo, insomma, che era in fase di progettazione. Siamo riusciti ad aprire l'anno scorso, sì, appunto a novembre l'anno scorso, fine ottobre, inizio novembre l'anno scorso. Ecco, questo Coltiviamo Umanità è proprio non solo l'auspicio che ci riserviamo per il 2024, ma è quello che ha sempre assistito Croce Rossa Italiana, soprattutto il Comitato di Treviso. Ovviamente la sede è stato un momento non solo emozionante, ma è stato un momento in cui i volontari si sono trovati in un ambiente molto più grande di quello che c'era prima, molto più accogliente. E anzi invitiamo anche tutti, chi volesse, anche la popolazione, se vuole, i cittadini, se vogliono venire a trovarci, a venire a vedere la nostra sede, di modo che può essere anche un punto di riferimento anche per i giovani. Quindi questo Coltiviamo Umanità è stato proprio il simbolo di questa inaugurazione, perché è una delle mission fondamentali, il primo principio a cui siamo legati dalla federazione è proprio il principio di umanità. C'è sempre più bisogno di umanità, Simona. Stiamo raccontando tante storie, tanti casi anche di aggressività che avvengono soprattutto nei confronti dei sanitari. C'è bisogno di più umanità. Voi questa aggressività crescente la sentite, la percepite? Non solo la sentiamo, ma è stata avviata anche una campagna qualche anno fa, che comunque tuttora è seguita dalle mission di Croce Rossa Italiana, che non sono un bersaglio, proprio perché noi come i sanitari, come gli infermieri, come nei pronto soccorsi, come i medici, siamo spesso oggetto di aggressioni esterne. È chiaro che
non mi permetto di fare una prosopopea di quello che può comportare alla cultura degli psicologi, dei sociologi, dei filosofi e anche dei medici, se vogliamo. Non mi posso sostituire, non sarei in grado di sostituirmi a questa filosofia, però è sotto gli occhi di tutti che la violenza è aumentata, lo vediamo anche per strada, e in tutto questo mi onoro di poter dire che, rappresentando il nostro emblema, all'interno della nostra compagine di Croce Rossa c'è quella che si chiama la componente dei giovani che arriva possono entrare a 14 anni fino a 32 anni. La mission portata avanti dai giovani e soprattutto dai giovani del nostro comitato in questo momento, perché parlo del comitato di Treviso, anche se Croce Rossa è una, quindi la mission e i progetti sono anche su scala nazionale, li possiamo trovare anche in altre regioni, in altri comitati, ma hanno una strategia verso la gioventù strettamente collegata a quella che è la strategia 2030, la nostra agenda 2030, quindi in linea con quelle che sono le mission dei giovani, per esempio la guida sicura, le campagne di sensibilizzazione, non solo su clima, ma anche per quello che riguarda le scuole. Ecco, le scuole è un tassello importante che Croce Rossa ha ormai siglato da molti anni, sia con i provveditorati ma anche con l'università, quindi con il Ministero della Pubblica Istruzione, proprio per partire sulla formazione e le campagne di sensibilizzazione all'interno delle scuole, perché è da lì che parte. E questa è un'attività che ci ha fatto vedere, ma penso che non sia una sorpresa per nessuno, però con orgoglio lo dico, questa peer education, questa comunicazione alla pari fatta dai giovani ai giovani ha dei successi veramente molto ampi, anche essere fuori alle discoteche semplicemente per fargli vedere come la distorsione dell'alcol possa far percepire una realtà diversa, quindi con una serie di attività che sono comunque da fare con i ragazzi, quindi con i giovani, e di questo ne andiamo veramente molto fieri. Grazie anche Simona, siamo davvero in chiusura e prometto che vi riospiteremo qui, ci piacerebbe avervi anche in studio magari con qualche volontario per raccontare ancora quello che fate. Ringrazio ovviamente lei che è un po' alla guida del Comitato di Treviso e con lei tutti i volontari che si sono davvero adoperati anche per rendere più sicure, per dare un servizio alla popolazione in queste festività di Natale e non solo, avendo dedicato il loro tempo in forma assolutamente volontaria. Quindi grazie Simona per essere... Ringrazio voi e vi aspetto in sede. Questa resta a casa Croce Rossa per tutti. Grazie Simona Cardarelli, arrivederci, buona giornata. Arrivederci. Allora, noi abbiamo terminato, siamo come sempre alle previsioni del tempo. Vi ricordo che dopo le previsioni andrà in onda il grande cinema di Antenna 3. Non perdete davvero la pellicola che vi faremo vedere, perché Signori e Signori, la storica commedia con Virna Lisi, Gastone Moschini, Nora Ricci, Alberto Lionello. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona visione. Dunque, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Gli ultimi aggiornamenti ci dicono che il tempo sarà più stabile sul nostro territorio nella giornata di mercoledì 3 gennaio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo qualche nebbia in pianura, a seguire ampie schiarite ma con locali addensamenti e cielo a tratti anche coperto. Le temperature saranno stazionarie o al massimo in lieve locale aumento, minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino avremo residue piogge, dal pomeriggio sarà più asciutto ma con frequenti nubi, solo localmente potrà uscire il sole. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 9-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà il sole, salvo qualche addensamento qua e là. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sugli 8-10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.